Con il 62,7% di affluenza contro il 57,2% del Veneto e il 98,3% di sì rispetto alla media regionale del 98,1%, Vicenza si attesta come provincia dove si è votato di più e dove il sì ha stravinto. In città, nelle 112 sezioni del comune, risultava aver votato il 52,1% degli elettori. Il capoluogo di provincia con più votanti, insomma, quella Berica, una roccaforte del voto. Tra i comuni che spiccano Nogarole con il record di affluenza pari al 75,4%, seguito da San Pietro Mussolino, 75,1%. Questa particolare sensibilità della terra vicentina derivi anche dal fatto che noi confiniamo in modo pesante con una provincia autonoma di Trento, no? Di là del versante la montagna pullula di iniziative, di impianti sciistici, eccetera. Di qua ci stanno i boschi. Perché noi siamo più cretini? No, perché di là ci sono più soldi. Allora un po' di giustizia va fatta. Giusto ieri il consigliere regionale vicentino Nicola Finco diceva: è stato veramente un popolo che si è messo in cammino, e quando il popolo veneto si è messo in cammino ha sempre segnato la storia. E questo referendum avrà delle conseguenze molto importanti sul piano nazionale. E oggi dunque, il giorno dopo la vittoria del sì, l'ampio superamento del quorum, è tempo di fatti. Non sarà una cosa né semplice né facilmente e automaticamente realizzabile. Ci vuole un negoziato, ci vuole un'intesa con il governo e poi una legge del Parlamento, quindi è un percorso abbastanza lungo, però si può fare con fiducia e io penso anche con risultati concreti. E in questa giornata che Zaia definisce Big Bang delle riforme, c'è chi ieri si è lasciato prendere dall'entusiasmo. Guardate un po' come si è presentata ai seggi questa vicentina. Allo slogan: sono andata a votare con l'uniforme giusta, viva la patria, viva le Venete.